Buonasera dal Palatorre di Sarzana. State per assistere all'incontro di hockey su pista, come vedete in sovraimpressione, fra Hockey Sarzana e Centro Padana Lodi, valevole per la 17esima giornata del campionato di serie A1 di hockey su pista. Chi vi parla è Giulio Arnolieri, mentre per quanto riguarda la parte tecnica è affidata a Gaetano De Benedetto. Entriamo subito nel vivo partendo con le formazioni che sono delle due squadre, anzi partiamo con l'intervista a Pierluigi Bresciani, allenatore del Lodi, a seguire poi la formazione della squadra lombarda. Pierluigi Bresciani, un Lodi al quarto posto, però almeno dalle interviste ultime non sei molto contento. Ma non sono contento perché speravamo qualcosa in più nelle partite. Poi ci sta di perdere, no? Però si deve perdere anche in altra maniera, perché lo sport è fatto anche dalle sconfitte, si esce sempre migliore. Poi per avere grandi risultati prima si passa tante sconfitte, però c'è sconfitta e sconfitta, e qua bisogna avere un po' una scossa, perché forse bisogna adesso pensare partita per partita. Anche stasera è una partita difficilissima e tutto, pensiamo solo, il resto ormai è passato. Abbiamo parlato tanto questa settimana con i ragazzi, ci siamo un po' confrontati, stiamo cercando di migliorare. Ci vuole un po' di tempo, però sicuramente un risultato positivo, se ci fosse stasera, ci aiuterebbe, no? Però è una partita difficile, in una pista difficile, una squadra che secondo me gioca un bel hockey, perciò insomma sarà una bella partita. All'andata vittoria di misura, questa sera vabbè, c'è il problema per le squadre che vengono a Sarzana della dimensione della pista, ma ormai insomma la conoscono tutti questa pista, quindi più che altro è il valore della squadra che fa, diciamo, rispettare il Sarzana. Io penso che è bravissimo, non è la pista la conosciamo tutti, il Sarzana è una squadra che ha dei giocatori di esperienza, dei giovani molto interessanti, perciò è una partita difficile. Noi speriamo di averla preparata bene, sicuramente abbiamo lavorato bene questa settimana, nonostante tutto abbiamo un po' di scorie. Spero che stasera iniziamo a toglierci di dosso. Bene, adesso vedremo in sovraimpressione l'intero organico del Lodi per la partita di questa sera. Eccolo qua, quindi i portieri sono con l'87 Leonardo Barozzi e con il 49 Riccardo Porchera, poi con il numero 4 Lorenzo Giovannetti, numero 5 Alessandro Faccin, numero 6 Andrea Borgo, numero 14 Giovanni Monticelli, numero 44 Davide Nadini, numero 59 Alex Borregan, numero 63 Morgan Antonioni, numero 77 Francesco Compagno e allenatore, come detto, il signor Pierluigi Bresciani. Passiamo al Sarzana. Sergio Festa, dopo la qualificazione europea si torna in campionato con un impegno difficile casalingo contro il Lodi. All'andata una sconfitta di misura, ci si prova. Sì, buonasera a tutti. Beh, chiaramente ci proviamo tutte le partite. È chiaro che questa è una partita difficile, una partita complicata, ma allo stesso tempo stimolante. Io non guardo quello che si dice, i problemi del Lodi, ho studiato la squadra in settimana. Sono quarti in classifica, a parte la sconfitta col Bassano in campionato, venivano da 7 vittorie e un pareggio, quindi non credo che affrontiamo una squadra in crisi, credo
che affrontiamo una squadra che ha sempre giocato per i vertici, che vorrà continuare a rimanere al vertice, e quindi mi aspetto un Lodi molto combattivo. Ecco, Sarzana, la qualificazione sicuramente, la qualificazione europea sicuramente ha dato ulteriore stimolo alla squadra per un girone di ritorno che poi presumibilmente rimetterà in discussione anche le altre cose, ma intanto certamente è stata positiva anche per il morale. Sì, noi venivamo da questa vittoria in Coppa, chiaramente pieni di entusiasmo, che ti aiuta anche proprio a vivere le settimane in pista per il lavoro quotidiano. È vero che, come dicono i giornali, non vinciamo in casa dall'8 di novembre, però è anche vero che noi abbiamo giocato 7 partite in casa, di cui 3 le abbiamo vinte, 1 l'abbiamo pareggiata, 1 l'abbiamo persa a pochi minuti alla fine e 2 l'abbiamo perse con Bassano e Trissino, che sono primo e secondo in classifica, quindi finora penso che il percorso sia abbastanza equilibrato, potevamo avere sicuramente dei punti in più. Abbiamo perso anche col Valdagno in casa, però è una partita che, come ho fatto vedere ai ragazzi nel video, abbiamo buttato via noi, quindi ci serve una vittoria di prestigio in casa come quella di stasera, ma ci serve, secondo me, fare comunque, a prescindere dal risultato, come detto ai ragazzi, una grande prestazione. Bene, adesso vedremo il video di presentazione della squadra del Sarzana, dopodiché la formazione in sovraimpressione. Eccolo. E adesso passiamo all'organico in sovrimpressione del Sarzana, eccolo qua con il quintetto di partenza, i portieri Simone Corona numero 10, Alessandro Grossi numero 1, gli esterni 17 Xavi Rubio, 11 Davide Borzi, capitano 24 Lorenzo Angeletti, 7 Luca Stabarelli, 5 Santiago Manriche, 27 Jan Munné, 77 Alessio Lavagetti, 88 Francesco De Rinaldis, allenatore il signor Sergio Festa, arbitri della partita i signori Galoppi di Follonica e Fontana di Milano. Come vedete le squadre sono già in pista. Per quanto riguarda la gara di andata aveva visto il Lodi vittorioso per 2-1 e anche nello scorso campionato c'erano state 2 vittorie del Lodi che aveva vinto a Sarzana su questa pista per 2-1 e poi si era imposto al ritorno sulla pista di casa per 5-3. Per quanto riguarda quello che esula, o meglio, in campionato il Lodi occupa la 4ª posizione con 16 partite giocate, 10 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, 32 punti per il 4º posto, 77 reti fatte, 52 subite. Per quanto riguarda, intanto vedete in sovraimpressione la classifica, per quanto riguarda il Sarzana, sempre 16 partite giocate, 6 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte, 21 i punti, nona la posizione, 48 le reti fatte, 51 quelle subite. I marcatori, i migliori realizzatori del Lodi sono Borgo e Nadini con 16 reti, seguiti da Compagno con 15, Faccin e Borregan 9, Antonioni 6, Giovannetti 5, Monticelli 1. Per il Sarzana miglior realizzatore è Tabarelli con 14 reti, segue Munné con 10, Rubio 8, De Rinaldis 7, Borzi 5 e Manriche 4. Sarzana che è reduce dalla qualificazione alla finale europea del WSI Trophy che si giocherà a metà marzo, per la quale si è qualificata un'altra formazione italiana al Giovinazzo,
Le due squadre non si affronteranno però in semifinale, eventualmente si troveranno in finale. E per quanto riguarda invece il Lodi, al di là del campionato, ha fatto un po' scalpore la sconfitta contro il Valdagno, l'eliminazione in Coppa Italia ad opera del Valdagno, non tanto per l'eliminazione quanto per il risultato. Il Lodi resta comunque una fra le squadre più quadrate, più quotate della Serie 1, come testimonia peraltro la quarta posizione in classifica, e chi vi parla è convinto che abbia ancora ampi margini di miglioramento. Lodi che è seguito sulla pista ligure da un folto gruppo di tifosi, sia nella curva degli irriducibili, la curva alla destra del nostro teleschermo, altri sono posizionati anche su una parte della tribuna principale. Ovviamente sulla tribuna sinistra c'è la postazione degli incessanti che non mancano mai all'appello, e all'appello come presenza e come sostegno alla formazione di casa. Vedremo fra poco se i quintetti che abbiamo dato in sovrimpressione verranno confermate. Per il momento in pista c'è soltanto il Lodi. Il Sarzana sta arrivando adesso. Una partita comunque di grande interesse, perché se è vero che il Lodi, come abbiamo detto, occupa la quarta posizione, quindi è una delle candidate alle prime posizioni sia in regular season sia anche nel fase dei playoff, è altrettanto vero che il Sarzana in casa propria sa sempre farsi valere, e questa sera, come ha sottolineato anche Festa al momento dell'intervista prepartita, ci terrebbe a tornare alla vittoria anche sulla propria pista. Vediamo quindi i quintetti. Certamente i portieri dovrebbero essere Corona per il Sarzana e Barozzi per il Lodi. Intanto per la formazione lombarda vediamo Compagno, Borgo, no, sono ancora tutti in pista, quindi è inutile avventurarsi in previsioni, anche perché poi comunque entrambe le squadre impiegano abitualmente tutti e 8 i giocatori di movimento, quindi eccoli il saluto a metà pista. Dopodiché lo speaker del Palatori leggerà le formazioni e poi si darà il via alla gara. Per quanto riguarda la formazione lodigiana, ovviamente ci sono molti giocatori conosciuti anche da queste parti. Un viareggino, Leonardo Barozzi, il portiere approdato quest'anno dal Follonica, 2 giocatori di Fortene Marmi, ovvero sia il capitano Morgan Antonioni e Lorenzo Giovannetti, 2 giocatori che recentemente hanno vestito la maglia del Fortene Marmi, ovvero sia Francesco Compagno, che ha vinto con il Fortene Marmi l'ultimo scudetto rosso-blu, e Andrea Borgo, approdato proprio quest'anno alla formazione lombarda, 2 veneti fra l'altro, e ovviamente Pierluigi Bresciani, che però all'Odi ormai un cittadino onorario, visto che nelle file lodigiane ha militato molto prima di allenare la squadra, ha anche ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile e poi da alcuni anni è ritornato a valorizzare una formazione in cui molti giocatori sono, non diciamo sue creature, ma certamente giocatori che lui è riuscito a valorizzare in maniera notevolissima.
siamo un paio di minuti in ritardo. Gli arbitri sono in pista, le squadre stanno completando gli ultimi istanti di riscaldamento, dopodiché finalmente vedremo i quintetti e gli altri giocatori prenderanno posto. Questa ovviamente è la panchina del Sarzana, vedete Munnet tripletta per lui nella nei quarti di finale di WS Trophy contro gli svizzeri del Wimmis una settimana fa. Questo è il signor Galoppi. Tanto Checco Compagno, Andrea Borgo, Faccin e Antonioni dovrebbero essere i 4 giocatori di movimento davanti a Barozzi. Per quanto riguarda il Sarzana, Tabarelli, Rubio, De Rinaldis e Manrique davanti a Simone Corona. Vediamo, il Lodi è già a posto, Lodi che nel primo tempo batterà l'inizio del gioco, mentre toccherà al Sarzana la battuta nel secondo tempo. Ecco anche Corona che va fra i pali e siamo quasi pronti. Pronti. Incaricato è il numero 5 Alessandro Faccin, che batte per il compagno. Il Cutile è stato ribattuto. Rubio avanti sulla destra, toglie palla Borgo, poi però la riconquista il Sarzana. De Rinaldis, gioco fermo, primo fallo di squadra fischiato contro il Lodi. De Rinaldis tocca per Tabarelli che finisce in ginocchio, perde la stecca, poi comunque la sfera viene recuperata dal Sarzana con Rubio supera la metà pista, c'è un po' di problema di equilibrio in questi primi minuti. Rubio, De Rinaldis messo giù da Borgo e c'è il cartellino blu per Borgo, che ha atterrato De Rinaldis. Eccolo qua, rivediamo l'azione. Borgo con il pattino impatta sulle gambe di De Rinaldis, quindi 2 minuti di superiorità numerica per la formazione di casa. Compagno non è molto convinto, va a parlare con il signor Galoppi, ovviamente non riesce a fargli cambiare parere e il Sarzana si appresta a battere con Borzi la rimessa in gioco. Rubio, Borzi, Rubio, Tabarelli si porta fuori dall'area, poi riceve la sfera. Ora la conclusione non ha effetto, ancora Sarzana in avanti. Rubio, Borzi, ancora Rubio, grande attenzione difensiva da parte del Lodi, non è facile per il Sarzana, ci prova da fuori Rubio, para Barozzi, recupera la difesa lombarda con Antonioni, e sulla metà pista è Rubio che anticipa Compagno. Borzi, ancora Rubio, sempre Sarzana a far girare la pallina. De Rinaldis,
prova la conclusione di Tabarelli, niente da fare anche in questo caso. La difesa del Lodi recupera, poi c'è una rimessa in favore del Lodi, la pallina che è finita fuori del rettangolo di gioco deve essere recuperata. Borzi va a parlare con Galoppi che lo ammonisce per proteste. Quindi inizio decisamente tirato per questa partita, già un espulso e un'ammonizione e un solo fallo di squadra, però sono passati neanche 2 minuti. Compagno, palla avanti per Giovannetti, che cerca ovviamente di far passare il tempo. Ancora Giovannetti attaccato da De Rinaldis, poi recupera il Sarzana, Tabarelli, Rubio ancora, De Rinaldis, Rubio, niente di fatto, la rimessa è per il Lodi. Riparte la formazione di Bresciani, Antonioni anticipa Tabarelli, riparte ancora Sarzana, Rubio, De Rinaldis, cerca di farsi luce Tabarelli, ma ripeto è difficilissimo come vedete trovare il varco nella difesa lodigiana. Ci prova De Rinaldis, poi Borzi davanti a Barozzi e mette dentro. Sarzana in vantaggio, Borzi, gol che arriva al secondo e 44. Eccolo qua l'inquadratura per Borzi. Borzi riceve la pallina che non era facile da addomesticare, alza, palleggia e mette alle spalle di un incolpevole Barozzi. 1-0 per il Sarzana e Lodi ancora no, è finita l'inferiorità numerica del Lodi, quindi proprio allo scadere dei 2 minuti. Poi Manrique va a recuperare palla su Antonioni, in lotta i giocatori, poi arriva Faccin già nella metà pista, anzi dietro la porta di Corona. Antonioni cerca di trovare un compagno, non lo trova, c'è invece Manrique che controlla la sfera, poi Rubio in lotta con Antonioni, ma c'è i 10 secondi, quindi ancora palla a Lodi. Borgo, Faccin, Antonioni, Compagno in velocità cerca di superare Tabarelli che però lo controlla, poi finisce a terra Compagno. Fallo, primo fallo di squadra del Sarzana, punizione per il Lodi. Sulla sfera Faccin, vicino Compagno che poi serve Borgo dietro la porta. Borgo cerca l'alza e schiaccia, para Corona, poi recupera Manrique, prova ad andarsene, marcato strettamente da Borgo. In velocità Manrique, si chiude la difesa su di lui, riparte Antonioni. Palla, stecca trattenuta a De Rinaldis, punizione per il Lodi, per il Sarzana chiaramente. Tabarelli, cambia gioco per Manrique. De Rinaldis, Manrique in lotta con Compagno, poi c'è un fallo e la rimessa a 2 fra Manrique e Borgo. La recupera Manrique, poi però in seconda battuta arriva Compagno e adesso Antonioni, lunga avanti per Faccin. Antonioni cerca di liberarsi della marcatura di Tabarelli che finisce per togliergli la pallina, poi se ne va Tabarelli, non riesce a far arrivare la palla a De Rinaldis, riparte il Lodi. Antonioni finta al tiro, poi
Corona lo para in seconda battuta, finisce a terra Borgo, ancora Sarzana, Manrique fermato dalla parte opposta, fase un po' confusa oltre che convulsa. Comunque Faccin chiama i suoi alla calma e non ha tutti i torti. Scusate, non è Faccin ma è Compagno. Eccolo Compagno che prova a ripartire, conclusione forse deviata, recuperata comunque dal Sarzana. Rubio cambia gioco per Manrique, Tabarelli, Rubio, gioco fermo, punizione, blocco fischiato al Sarzana, punizione in favore del Lodi. 2-2 i falli di squadra e si riparte. Antonioni, Borgo, Compagno, Borgo anticipa Corona, poi Borgo cerca di togliergli la sfera, comunque mantenuta in possesso del Sarzana. Manrique pressato, non riesce, intanto gran conclusione al volo di Compagno e Corona è pronto. Molto difficile per il Sarzana uscire dalla propria metà pista perché il Lodi sta pressando anche prima della metà pista, appunto, quindi in questo caso per esempio la pressione su Manrique ha avuto effetto. Vediamo, la rimessa è comunque del Sarzana. Rubio di fronte a Antonioni, lo costringe a perdere tempo, poi Tabarelli in girata serve Manrique, poi Rubio in avanti, recupera Borgo e da questi accompagna. Borgo, Antonioni, Compagno ancora, Borgo, Compagno prova l'azione in profondità, si allarga, conclusione deviata sull'esterno della rete, rimessa a 2. Faccin e Rubio, alla meglio il Sarzana, Tabarelli supera metà pista, Rubio, Tabarelli ancora, poi palla avanti per De Rinaldis, deviazione fuori del rettangolo di gioco per il signor Galoppi, l'ultimo a toccare è stato il giocatore ligure, la rimessa è per il Lodi. Non sono d'accordo i giocatori del Sarzana che vengono fatti indietreggiare per rispettare la distanza. Compagno, Faccin, Compagno, Antonioni, palla al centro per Borgo che cerca l'incrocio dei pali, alza di poco la sfera, azione molto pericolosa del Lodi, la palla comunque rimessa dal Sarzana perché appunto la pallina si è alzata. Manrique in avanti, difesa del Lodi che controlla, Compagno, Borgo para Corona, la palla arriva a Faccin ma è più bravo, è più veloce, scusate, Rubio a togliergli la sfera prima che possa mirare e ancora Rubio recupera. Avanti la sfera, cerca il passaggio al centro per De Rinaldis, recupera la difesa del Lodi, però è Tabarelli in velocità a riportarsi avanti. Ancora Tabarelli, para Barozzi, palla alta, rimessa, eccolo qua, lo rivediamo, no, questa siamo dietro la porta di Corona, quindi la conclusione non è stata parata da Barozzi, ma finita alta e la rimessa, come avete visto, è stata del Lodi. Faccin, conclusione in fondo, recupera Manrique, Rubio, recupera Lodi, poi Rubio ancora, ha di fronte Faccin, supera la metà pista in velocità, Tabarelli, Rubio, Manrique,
Sarzana prova a ragionare e a portarsi in avanti. Manrique arriva in aiuto De Rinaldis, ancora De Rinaldis indietro per Rubio, tiro ribattuto da Compagno, finisce il tempo a disposizione e c'è la rimessa del Lodi. Ovviamente il tempo era a disposizione del Sarzana. Antonioni per Compagno, Compagno cerca di liberarsi, poi palla in area di Borgo con Corona che anticipa tutti e fa ripartire Manrique. Manrique e Compagno si strattonano, continua il gioco. Rubio, ancora Sarzana, Rubio, Manrique, va alla conclusione, il tiro è ribattuto da Borgo, finisce fuori del rettangolo di gioco, già 3 o 4 volte che la pallina finisce fuori dal rettangolo di gioco. Grande attenzione difensiva del Lodi in quella parte della pista, grande attenzione difensiva del Lodi che impedisce spesso la conclusione, ribattendola addirittura fuori, appunto, e la pallina poi è stata recuperata adesso. È entrato Munné nelle file del Sarzana e è entrato anche Borregan col 59 nelle file del Lodi, e anche Nadini, quindi doppia sostituzione per la squadra di Bresciani. 5 secondi, non è valida la rimessa in gioco perché doveva essere rettificata la posizione. C'è Galoppi vicino a lui, Compagno. Munné, Manrique, Tabarelli, Borzi per il Sarzana, giocatori di movimento, Borgo, Compagno, Nadini e Borregan per il Lodi, Corona e Barozzi ovviamente fra i pali. Conclusione di Compagno che poi si ripropone, quindi il primo ribattuto e il secondo parato, doppia azione di Compagno, poi riparte il Sarzana. Borzi, c'è lo spazio per tirare ma Borgo e Barozzi perfezionano il disimpegno per il Sarzana. Nadini, Compagno, conclusione parata da Corona, la pallina si alza, la rimessa è in favore del Lodi. Non è una palla a 2 come voleva Munné, ma c'è Nadini a rimettere. Borregan, Borgo in area, recupera, poi attaccato da Munné. Ancora il Lodi, Borregan, Compagno, slalom di Compagno, grande azione, una delle sue, finisce a terra Borregan e adesso c'è l'espulsione per Corona, espulsione per Corona per il fallo su Compagno, espulsione per 2 minuti, gioco fermo, quindi entrerà Grossi nelle file del Sarzana. Eccolo qua l'azione, finisce a terra Compagno, vediamo da questa posizione. Corona allunga la stecca, per l'arbitro è espulsione. Non è convinto Corona, che va a parlare con Galoppi, cerca di spiegarsi, ma ovviamente, come sempre succede, ora prova a parlare anche con Fontana. Ovviamente non si fanno convincere due arbitri con un sorriso, sorride anche Corona. E comunque entra Grossi, time out chiesto dal Sarzana anche per consentire a Grossi di finire la vestizione. E rivediamo ancora l'intervento che è costato il cartellino blu a Simone Corona. Ovviamente non c'è il tiro diretto, vedete che Nadini va a rimettere in gioco dalla posizione sulla destra,
angolo interno sulla destra della porta del Sarzana, vicino a lui c'è Borgo, quindi cambio portiere e ovviamente un uomo in meno per il Sarzana, quindi Grossi fra i pali e in pista Rubio, Borzi e De Rinaldi, ovvero sia i giocatori di maggiore esperienza, quelli che hanno il difficile compito di cercare di gestire più a lungo possibile la sfera. Papo Rubio sta parlando con il giovane portiere di riserva del Sarzana. Vediamo con il nuovo regolamento, chiaro che quando viene penalizzato, conclusione, e c'è, se non mi sbaglio, il palo alla destra anche dal rumore metallico, tanto poi c'è Grossi che ferma la pallina, rimessa a 2, no, rimessa per il Lodi, strano, dalla rimessa a 2 evidentemente c'è qualche cosa di diverso da una pallina fermata dal portiere rispetto ad altre volte. Dicevo che con i 2 minuti di inferiorità numerica è chiaro che l'uscita del portiere, senza nulla togliere chiaramente a Grossi, che è fra l'altro un giocatore molto valido, un portiere molto valido nelle giovanili e nelle serie minori, però è chiaro che insomma l'esperienza di Corona, che è da anni uno dei migliori portieri di A1, non si improvvisa. Ancora e va in pareggio Borgo, gran gol di Borgo, 1-1 di Borgo al 11° e 31 secondi, e il Lodi ha ancora credo oltre un minuto di superiorità numerica. Bel lavoro di Borgo, ora lo vediamo, rasoterra, si prepara e poi niente da fare per Grossi. 1-1, dicevo che con i 2 minuti reali di inferiorità numerica è chiaro che la squadra che deve sostituire il portiere è forse più penalizzata rispetto a quando viene espulso un giocatore di movimento, a meno che la squadra non sia il Trissino, che ha giocatori come Zampoli e Sgaria, e lì uno vale l'altro, infatti sono anche portieri della nazionale. Comunque Lodi che cercherà ovviamente di portarsi in vantaggio. Borzi, non De Rinaldi, Borzi recupera la sfera in difesa, poi serve in avanti per De Rinaldi, anticipato da Giovannetti, poi Borgo, ancora Giovannetti, Nadini ha un controllo difettoso, però arriva più veloce Borgo, Compagno, Borgo ancora prova dalla posizione di prima, ma stavolta la difesa è più chiusa, prova però a entrare dall'altra parte, poi la difesa del Sarzana libera, Borzi non riceve per il passaggio di De Rinaldi, se riparte ancora il Lodi, Compagno, Borgo ancora, Giovannetti, bravo Grossi a parare, fa trovare pronto il giovane portiere di riserva del Sarzana. La pallina ha un rimbalzo poco felice, poco fortunato per il Sarzana sulla balaustra, poi ancora il Lodi e si ritorna in parità numerica, quindi appena sarà possibile presumo che il Sarzana fermerà il gioco per il nuovo cambio di portiere. Vediamo Borzi, poi Tabarelli, quindi adesso il Sarzana in pista con Rubio, Borzi, Tabarelli, De Rinaldis, Compagno si allarga. Comunque il Sarzana non ha chiesto il time out per il momento, quindi Grossi continua a difendere i pali della formazione ligure. Borregan, Compagno, ancora Compagno, slalom del numero 77 che poi finisce a terra
travolgendo Grossi. Fallo di squadra, ineccepibile la decisione del signor Fontana. Non era chiaramente un fallo volontario, perché credo sia finito sullo slancio dell'azione. E adesso gioco fermo. Grossi, con i complimenti dei compagni, torna in panchina e ritorna fra i pali Simone Corona. Eccolo qua, si è finito sull'impeto addosso a Grossi, travolgendolo. Comunque gioco fermo, dovrebbe essere un time out che per il momento non è stato segnalato, quindi a 11 minuti, come vedete in sovrimpressione, e 3 secondi alla fine del primo tempo, 1-1 il risultato, parità anche nei falli di squadra, 3 per pari. Indubbiamente ottimo lavoro di Grossi nella inferiorità numerica della sua squadra. Ci è voluto un gran gol di Andrea Borgo per batterlo, poi una bella parata sulla conclusione di Compagno. Si torna in pista, è rientrato Munné nelle file del Sarzana al posto di De Rinaldis. Dalla parte dell'Odi Nadini, Giovannetti, Borregan e Compagno. Se ne va sulla destra Rubio, attaccato da Borregan, duello tutto spagnolo. Poi conclusione di Tabarelli, parata in tuffo da Barozzi, ancora Tabarelli, buon lavoro sulla metà pista. L'arbitro assegna la rimessa al Lodi per stecca alta di Tabarelli, anche se il numero 7 del Sarzana aveva tolto bene la palla al Lodi. 3 metri la distanza. Compagno ha ricevuto da Giovannetti, 5 secondi violati da Borregan, rimessa in favore del Sarzana. Rubio, chiede la distanza Rubio, rimessa Borzi, Tabarelli, ancora Rubio, attaccato da Compagno, va alla conclusione Rubio e la palla finisce sull'esterno della rete. Dalla nostra postazione aveva dato l'impressione quasi che fosse entrata, ma rimessa a 2, quindi alla meglio Nadini, che poi scivola, recupera il Sarzana. Borzi, un po' laboriosa la rimessa del Sarzana, che poi va alla conclusione con Tabarelli, sul quale para Barozzi, recupera Munné, la palla arriva a Tabarelli, Tabarelli ancora al centro, alza e schiaccia, para Barozzi, gioco fermo, rimessa a 2, secondo, cioè, è stato pareggiato il conto, o meglio aggiornato il conto dei time out. Il Sarzana li ha chiesti tutti e due, il Lodi ne ha chiesto uno in questo primo tempo, e comunque Sarzana che si è rifatto vivo decisamente in modo pericoloso dalle parti di Barozzi. Intanto vediamo in sovrimpressione, c'è stato il finale di ieri sera con la sorprendente vittoria del Novara a Monza. Attualmente nel secondo tempo Giovinazzo Follonica 5-3, iniziata alle 20, e poi 0-0 Centro Giovani Forte dei Marmi, il derby della Versilia, storica e non. Domani si giocheranno Trissino Breganze, Bassano Grosseto e Castiglione Valdagno, tutto alle 18. Anche la prossima partita interna del Sarzana sarà di domenica alle 18 e sarà contro la formazione campione d'Italia del Trissino, domenica prossima 8 febbraio. Si riparte con la rimessa in favore, anzi una palla a 2 perché la pallina era finita sull'esterno della rete, recuperata da Tabarelli sulla metà pista. Borregan attaccato da Munné, ancora Borregan,
ai limiti dei 10 secondi, poi recupera il Sarzana ma senza avvedersene, recupera poi Manrique. Tabarelli, ora Tabarelli, Munné, Tabarelli si allarga anche lui in rete la settimana scorsa in Europa contro il Vimmis. Gioco fermo, fallo di squadra fischiato a Lodi, quindi c'è una punizione in favore del Sarzana, una posizione abbastanza favorevole, anche se chiaramente tentare il tiro è impresa molto difficile, infatti così non è stato. Poi gioco fermo, questa volta il fallo è fischiato al Sarzana e quindi riparte il Lodi. 4 per parte i falli. Borregan, Manrique rimette in gioco, Tabarelli, ancora Manrique, cambia gioco per Munné, Tabarelli non riesce a far filtrare, poi però è bravo a recuperare su Giovannetti, ancora Tabarelli, gran lavoro per il numero 7 del Sarzana, raddoppio della marcatura su di lui e Nadini alla meglio. Poi dalla parte opposta arriva Munné ma la pallina rimbalza e lui non riesce a prenderla, la riprende comunque il Sarzana con Manrique, Tabarelli parte da dietro adesso, su di lui Compagno è costretto a retrocedere, poi Munné, Tabarelli ancora, dietro Porta, ora è Manrique, recupera Compagno, poi Compagno commette fallo su Manrique, è il quinto fallo del Lodi. Poi in area Munné in tuffo, Barozzi ci arriva, bella azione di Munné in area con conclusione in tuffo sulla quale Barozzi si è fatto trovare pronto. Ecco, lo rivediamo questo momento, eccolo qua, Munné e con il guantone. Poi anche dalla parte opposta il portiere lodigiano ha ribattuto. Rimessa a 2, Tabarelli, Borregan, Borzi cambia gioco, gli ritorna la sfera Manrique, Borzi ancora, Manrique, Borzi, capitano gestisce la pallina, poi la sfera viene assegnata alla formazione ligure, Borzi alla conclusione, tiro che incoccia le gambe di qualche giocatore piazzato davanti a Barozzi, poi è Nadini che libera in una zona dove arriva prima di tutti Borzi, poi finisce a terra Antonioni, mi pare, rientra Faccin nel Lodi, si era Antonioni finita a terra, non c'era però fallo e quindi la rimessa è in favore del Sarzana. Manrique deve sistemarsi le protezioni, si rimette i guantoni. 7 minuti e 16 secondi da giocare nel primo tempo. Tabarelli, Manrique, avanti, un po' troppo lunga la pallina per Tabarelli, recupera Compagno, poi Faccin, ancora Compagno, molto buono l'intervento e Compagno aggancia involontariamente, ma il regolamento è quello e quindi espulsione di Compagno per 2 minuti. Ha agganciato involontariamente secondo me il giocatore avversario, però il regolamento parla chiaro. Tra l'altro stava ripartendo il giocatore del Sarzana, eccolo qua, lo vediamo, riparte e ineccepibile la decisione del signor Galoppi, quindi terza espulsione temporanea
una per parte fino a questo momento, adesso 2 quelle subite dal Lodi e Sarzana con 2 minuti in cui potrà giocare con l'uomo in più. Entrambe le superiorità sono state sfruttate sia dal Sarzana con Borzi sia dal Lodi con Borgo. Vediamo stavolta. Rubio, De Rinaldis, si gira e c'è Barozzi prontissimo col guantone sulla conclusione di Munné. Ancora Sarzana, Rubio prova a farsi luce, conclusione, ancora Barozzi che para. Antonioni cerca di far passare tempo, palla alta, rimessa nella zona centrale della pista, palla alta per Giovannetti, rimessa nella zona centrale della pista a favore del Sarzana. Borzi, Rubio, serve De Rinaldis, conclusione, ancora Barozzi, ci arriva con il braccio destro. Rubio protagonista e c'è un fallo di Munné ai danni di Borgo e quindi la pallina torna a Lodi. Dicevo, Barozzi protagonista in questo momento di superiorità numerica del Sarzana, già 3 parate sulle conclusioni dei liguri. Poi riparte comunque il Sarzana. Rubio, Munné, Borzi, posizione angolata, Rubio gira palla, De Rinaldis scambia, poi la conclusione di Munné, niente di fatto. La rimessa è però per il Sarzana perché la pallina deviata credo da Giovannetti è finita ancora una volta fuori del rettangolo di gioco. Indubbiamente in questa partita chi è in quella zona lì della tribuna insomma deve stare molto attento perché di palline da quelle parti ne sono arrivate parecchie. 5:38 ancora da giocare, si avvia alla conclusione la superiorità numerica del Sarzana, vediamo se riusciranno i liguri a concretizzarla. Ci mette la stecca Antonioni allontanando la minaccia, riparte ancora il Sarzana, conclusione di De Rinaldis pericolosa per la deviazione ma Barozzi con i pattini ci arriva. Antonioni va alla conclusione, para, la pallina si ferma, Rubio credeva di averla tolta da dietro la rete prima che un arbitro se ne accorgesse. Galoppi, anche se non era vicinissimo, l'ha visto e decide, come è giusto che sia, la rimessa a 2 dal vertice interno dell'area di porta alla destra di Corona. Se il Lodi non riesce a recuperare la sfera, quindi ancora Sarzana che si porta in avanti. Munné e finisce la superiorità numerica del Sarzana, entra Faccin, quindi si torna 5 contro 5 e comunque il Sarzana ancora in possesso di palla. Rubio, palla avanti, time out, è il secondo time out del Lodi e ultimo del primo tempo. Gioco fermo, 4 minuti e 47 da giocare nel primo tempo, risultato ancora sull'1-1, reti di Borzi per il Sarzana e pareggio di Borgo per il Lodi, risultato che per il momento appare tutto sommato giusto perché ambedue le squadre hanno avuto le loro occasioni, però questa è una delle parate più difficili di Barozzi. Questo è il fallo questa è un'altra bella parata di Barozzi con il guantone, questa ancora. Indubbiamente il Sarzana nei minuti di inferiorità numerica ci ha provato più volte ma si è trovato davanti un Barozzi insuperabile. Torna in pista per gli ultimi minuti di questa prima frazione Munné, ma la rimessa è del Lodi, quindi è Antonioni che si incarica.
per Nadini. No, Nadini non è neanche in pista, quindi non poteva essere Nadini. Antonioni, no, era Monticelli. Munné, Manrique. Monticelli è il più giovane della formazione lodigiana, già più volte impiegato da Bresciani in questo scorcio di stagione. Manrique attaccato da Antonioni, ancora il Zarzana finisce poi per perdere la sfera, riparte Faccin, poi gioco fermo, la sfera deve essere rimessa in gioco nella metapista del Lodi dal Zarzana. Manrique per Rubio, Munné cerca di farsi luce, mette al centro, De Rinaldis con la stecca dietro la schiena, non riesce comunque a sorprendere Barozzi. Ottimo riflesso del portiere del Lodi. Monticelli difende la sfera, poi però non riescono a uscire entro i 10 secondi i giocatori del Lodi. Barozzi deve andare a pulirsi la maschera. Gioco fermo, 3 minuti e mezzo. Bresciani, vedete, richiama i suoi. La rimessa sarà per il Zarzana, sulla sfera c'è De Rinaldis. Siamo sul vertice interno alla destra di Barozzi, che sta facendosi pulire la maschera. Torna fra i pali il numero 87 del Lodi. De Rinaldis dietro a lui, Munné, rimessa, riceve lo spagnolo, Rubio, poi fallo, gioco fermo, si riprende con una punizione in favore del Lodi. È il sesto fallo di squadra del Zarzana contro i 5 degli ospiti che provano a ripartire ma vengono fermati, costretti ad arretrare. Poi c'è la conclusione da lontano di Borgo, che con un ottimo riflesso Corona allontana per un proprio compagno, e rimbalzo altrimenti avrebbe favorito il Lodi. Manrique, Munné prova la conclusione, è stata deviata, poi si lotta dietro la porta di Barozzi senza complimenti. Poi De Rinaldis sembra recuperare la sfera, però non c'è nessuno dei suoi a concretizzare poi la prosecuzione dell'azione. Riparte il Lodi. Monticelli fermato da Munné, 2 minuti e mezzo. Prova a ripartire il Zarzana. De Rinaldis, Munné, Rubio, avanti ancora, De Rinaldis, Rubio della propria metà pista, va alla conclusione, la pallina colpisce De Rinaldis e viene recuperata poi dal Lodi. Lodi con Monticelli, Antonioni, Borgo, Faccini ultimo uomo in area, ora si sposta Antonioni, Compagno in avanti, prova lo slalom, salta Manrique, gira dietro la porta, si ferma, chiama in azione Faccini, tiro fuori, riparte il Zarzana. Munné, conclusione ancora sull'esterno della rete, la pallina stavolta non si ferma, quindi la recupera Lodi, finisce a terra Manrique, non c'è fallo secondo gli arbitri. Poi Faccin ha qualche problema nel difendere la pallina, la recupera Manrique, azione un po' confusa ma
Sarzana fermato, riparte Compagno, Borgo, attenzione Borgo, si allarga un po' troppo, poi però la palla arriva al centro, velocissimo, molto bravo Manrica che anticipa Antonioni che aveva lo specchio della porta libero, parte chiaramente Corona. Rubio, ultimo minuto, Manrique, Sarzana che non potrà tenere palla fino alla fine perché ha ormai una ventina di secondi di azione offensiva a meno che non tocchi la pallina Barozzi, dopodiché in ogni caso passerà Sarzana. Pallina rimpallata da Borgo, rimessa avanti ma arriva Antonioni in lotta con Munné, recupera il Sarzana che quindi ha riguadagnato i 45 secondi, poi ancora Sarzana che potrebbe chiudere il possesso di palla o meglio tentare il tiro dell'ultimo secondo. Rubio chiama in azione Munné, poi Munné, due giocatori su di lui, Munné indietro per Rubio, ultimi secondi, difficilmente ci sarà il tempo di tirare, non è infatti così, finisce 1-1 il primo tempo, risultato tutto sommato giusto. Ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo, ricordo reti di Borzi per il Sarzana, pareggio di Borgo per il Lodi, entrambe in inferiorità numerica. A dopo.
Bene, siete di nuovo collegati con il Paratori di Sarzana, stiamo per assistere al secondo tempo dell'incontro di hockey su pista fra Sarzana e Lodi, valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie 1 di hockey su pista 2025-2026. Risultato dei primi 25 minuti 1-1 con reti di Borzi e pareggio di Borgo. Vediamo quelli che saranno i quintetti per le due squadre. Per quanto riguarda il Lodi, Barozzi che sta salutando Corona fra i pali, poi Borgo, Compagno, Faccin e Nadini, dovrebbe essere questo il quintetto di partenza. Per il Sarzana, Corona fra i pali, poi vediamo Rubio, Manrique, no, scusate, Munné, e mancano ancora due giocatori della formazione ligure. Eccolo qua, arriva Borzi e sono sempre 4 però i giocatori del Sarzana. Deve rientrare ancora un giocatore di movimento dagli spogliatoi e è il Sarzana infatti che, come da regolamento da alcuni anni, batterà al centro. Una volta c'era l'ingaggio a metà pista per ogni rimessa in gioco, vediamo un po'. È arrivato De Rinaldis, quindi il quintetto che vedete inquadrato in questo momento, De Rinaldis, o meglio, 4 uomini di movimento, De Rinaldis, De Rinaldis, Borzi, Rubio e Munné, e Corona, eccolo qua di spalle, che sta andando a posizionarsi fra i pali. Quindi un primo tempo equilibrato e combattuto, come testimoniano le 3 espulsioni, 2 ai danni del Lodi, 1 del Sarzana, e gli 11 falli di squadra complessivamente, 6 quelli commessi dal Sarzana, 5 quelli commessi dal Lodi. C'è però da asciugare la zona della porta del Sarzana prima di riprendere il gioco. Simone Corona supervisiona la asciugatura della pista, anche il signor Galoppi va a controllare, ci dovremmo essere. Corona posa la bottiglia di acqua e poi si comincerà. No, Corona non è convinto dell'asciugatura della pista, che in effetti è un pochino lucida, la vediamo di qua, quindi sta provvedendo ad asciugarla anche con carta, come si vede. Ora c'è anche un addetto della panchina del Sarzana. Ci dovremmo essere. Sì, ci siamo. Sarzana pronto a rimettere in gioco. De Rinaldis e Borzi posizione centrale. Serve Munné, identica a quella del Lodi nel primo tempo, la battuta con pallina indietro sulla sinistra del fronte difensivo. Borzi dalla prima metà pista, il tiro ribattuto, riparte il Lodi. Borgo ha di fronte Munné, Borgo, poi in avanti, gioco fermo, rimessa per il Sarzana, viene avanti Munné, poi in lotta con Compagno che serve Borgo, intercetta Munné, recupera il Sarzana, fase un po' confusa con molti cambi di possesso di palla. Borzi è di fronte a Nadini, Munné, Borzi indietro per Rubio, Rubio mette in movimento Munné che gli ritorna la pallina, Rubio la conclusione che colpisce ancora De Rinaldis, non è decisamente fortunato il numero 88 del Sarzana, già la seconda volta che un compagno
in un tentativo, un compagno che non è il compagno del Lodi ovviamente, lo colpisce involontariamente. Ed Rinaldis, che comunque come vedete non ha avuto difficoltà a mantenersi in pista. Rubio cerca di far filtrare palla De Rinaldis davanti a Barozzi, la pallina passa, non c'entra lo specchio della porta. Rubio ancora, conclusione forse alta, ma recupera il Lodi, quindi non viene fermato il gioco. In avanti sfuma l'azione del Lodi, che però di nuovo ritorna in avanti. Attenzione sulla sinistra del fronte offensivo Nadini, ora recupera poi Borzi, riporta in avanti il Sarzana, buon lavoro di Munè che evita l'intervento in copertura di Borgo. Poi Borzi attaccato da Faccin, mantiene il possesso di palla, indietro per Rubio, cambia gioco dalla parte opposta per ancora Munè, di nuovo in movimento da dietro Rubio, poi si scontra con Compagno, finisce a terra Munè, ferma il gioco, scontro fortuito. Il signor Galoppi si scusa Compagno con Munè, l'arbitro comunque lo costringe a uscire perché anche se non sono entrati i sanitari l'arbitro ha visto l'incidente, quindi una volta i giocatori, se non chiedevano espressamente la sostituzione in certi momenti, non veniva data. Adesso in certe circostanze anche l'arbitro, senza l'ingresso dei sanitari, può decidere di costringere il giocatore a uscire, anche perché poi, voglio dire, dopo 10 secondi può rientrare se l'allenatore lo ritiene opportuno. C'è un fallo e c'è la punizione in favore del Sarzana, dovrebbe essere il sesto fallo del Lodi, non è ancora stato segnalato, ma il signor Galoppi è stato chiamato al tavolo dei cronometristi sotto la nostra postazione, quindi gioco fermo. Vediamo se si riesce, probabilmente c'era da sistemare i due timer dietro le porte. Non lo so, questi il timer delle azioni continua a girare, ma a questo punto c'è qualche problema evidentemente, perché il fallo del Sarzana, ecco, siamo agli ultimi 10 secondi, non c'è tempo per completare l'azione, riparte il Lodi, però io avevo visto segnalare un fallo ai danni del Sarzana che non mi pare sia ancora stato riportato. Rubio, Borzi, Rubio, De Rinaldis, gran movimento del Sarzana che per il momento non riesce però ad arrivare in zona tiro. Tabarelli prova a girarsi, ma per poco non perde la sfera per l'intervento di Compagno. Poi ancora palla avanti del Sarzana, ma recuperata dal Lodi. Borgo alla conclusione, para senza problemi Corona, poi la pallina da Borzi a Rubio, buona l'azione in verticale, poi però il Lodi ci mette il fisico con Compagno e quindi non c'è la possibilità immediata di tiro. Poi Tabarelli e grande parata di Barozzi con la gamba destra, veramente salvato la propria porta il numero 87 del Lodi, quasi a colpo sicuro il tiro di Tabarelli. E gran riflesso di Barozzi, occasione più pericolosa all'inizio del secondo tempo. Finisce a terra
ecco, infatti ora è stato segnato il fallo, che è il numero 7, perché è stato anche aggiornato precedentemente, quindi 7 falli di squadra del Lodi, 6 del Sarzana, e si avvicina teoricamente la possibilità di guadagnare un tiro diretto per il Sarzana se il Lodi commetterà altri 3 falli. Girata del Sarzana, poi deve uscire, credo, Borgo, che ha un problema tecnico. Finita un pezzo del pattino, deve essere, sì, ha perso una vite e quindi anche una ruota, mi sembra, di un pattino, quindi Borgo è dovuto uscire per problemi meccanici. C'è la rimessa del Lodi, è entrato Borregan, Compagno, palla avanti per Nadini, Borregan, Compagno, Antonioni, Nadini, slalom di Nadini, cambia gioco per Borregan, cerca la triangolazione Lodi, poi si intromette bene Borzi, De Rinaldis, si chiude la difesa del Lodi, ma il Sarzana mantiene il possesso di palla. Sul fondo Tabarelli, forse c'è fallo su di lui di Nadini, niente da rilevare per gli arbitri. Poi dalla parte opposta Compagno prova il passaggio, intercetta Rubio che invita Borzi a spostarsi, poi punta sul fondo, gli toglie palla Borregan, azione un po' confusa con diciamo più azioni positive per le difese che per gli attacchi. C'è una girata al volo di Borzi ribattuta dalla difesa, poi ancora il Lodi avanti, Compagno, Antonioni si allarga, poi finisce a terra, gioco fermo, il signor Galoppi ha recuperato la ginocchiera di Rubio, è arrivato l'8º fallo del Lodi, quindi Sarzana ha 2 soli falli dal tiro diretto in proprio favore. Sarzana sempre ferma ai 6 falli del primo tempo. In pressing la formazione lombarda, vedete la rimessa del Sarzana con Rubio attaccato da Antonioni, Tabarelli cambia gioco, Borzi, Tabarelli va alla conclusione, ribatte Borregan, Antonioni avanti, Compagno, Antonioni ancora, poi il Lodi non riesce a sfruttare l'opzione offensiva, c'è un Nessi libera bene per il tiro, ma Barozzi in uscita gli chiude lo specchio della porta. Decisamente più pericoloso in questo scorcio di secondo tempo il Sarzana, almeno 2 occasioni nitide, poi Nadini ci mette il fisico con Unne, recupera la palla ma il Sarzana è di nuovo in possesso ora, Unne ancora, poi Rubio, Unne cerca di farsi luce, il numero 27 Ligure, va alla conclusione, tiro ammortizzato da Antonioni, non è un problema per Barozzi, ancora Sarzana, Rubio spinge suoi in avanti, Borzi, conclusione che poi in realtà è quasi un passaggio, però nessuno l'aggancia, esce Nadini, rientra Faccin, Borregan, cerca di farsi luce Faccin, non riesce a tirare ma comunque mantiene il possesso di palla, Borregan, Compagno, fallo, stecca alzata, quindi rimessa per il Lodi. Borregan, Faccin scambiano la pallina,
lo spagnolo indietro per Compagno, poi Antonioni, ancora Antonioni attaccato, mantiene possesso di palla. Siamo allo scadere dei 45 secondi. Munné recupera in difesa, riparte per i suoi, allarga il gioco, poi buono il servizio di Tabarelli per Rubio, che però ha difficoltà a puntare direttamente a rete, quindi fa girare palla. Ancora Sarzana in possesso di palla, Rubio è di fronte a Antonioni, prova il tiro accompagnato, la palla si alza, recupera Compagno. Su di lui Munné, stavolta l'aggancio sembrava esserci ai danni di Compagno, comunque continua l'azione del Sarzana, eventualmente poi vedremo se sarà possibile rivederla. Tabarelli pasticcia al momento della conclusione, c'è anche un fallo, il 7° del Sarzana. Gioco fermo, eccolo qua, pallina per Munné, poi dalla parte opposta Tabarelli. Niente di fatto, quindi gioco è fermo, non c'è, non è stato, non si capisce se è stato chiesto un time out, però non è segnalato sul tabellone. Deve riprendere con la punizione in favore del Lodi, che per il 7° fallo del Sarzana. Borregan, dietro a lui Antonioni, che riceve. Antonioni recupera Borsi in difesa, poi Manrique appena entrato, serve Tabarelli, buon lavoro di Tabarelli, contratto al momento del tiro, si era liberato molto bene, gran lavoro difensivo del Lodi in questa circostanza. Faccin, Antonioni, fermato Antonioni, riparte Sarzana, Borsi, Tabarelli, attenzione, prova il palleggio, niente di fatto, ancora Tabarelli sul fondo, pericoloso il Sarzana, Lodi in difficoltà in quest'ultimo frangente. Borregan prova a ripartire il Lodi, si allunga la lista delle occasioni in questo secondo tempo per il Sarzana. Il Lodi era stato più pericoloso nella prima frazione fino a ora. Ancora pallina recuperata dalla squadra di casa, Munné chiama Borsi, supera la metà pista, serve Tabarelli, Munné, ora Munné cerca di superare la guardia di Giovannetti, poi Borsi prova a far arrivare la palla al centro, anticipa la difesa del Lodi. Faccin, Antonioni, ora Antonioni, Giovannetti, palla in avanti, rimpalli fra Borsi e Faccin, alla meglio Lodi con una conclusione dalla metà pista di Antonioni, parata più pericolosa di Corona in questo secondo tempo. Poi ancora Lodi in avanti, questa volta è Faccin, anche stavolta se non sbaglio Corona in uscita ha deviato. È cresciuto Lodi negli ultimi minuti, Manrique prova a ripartire per il Sarzana, Antonioni su di lui, Manrique strattonato, mantiene possesso di palla, prova il palleggio ma controlla Faccin, poi la conclusione di Giovannetti deviata e gran riflesso di Corona che salva la propria porta. Borsi, Munné, va alla conclusione, palo di Munné, palo opposto a quello del primo tempo. Il primo tempo era alla destra, questa alla sinistra. Poi dalla parte opposta Borregan fermato da Tabarelli, riparte ancora il Sarzana,
Borzi attaccato da Giovannetti, il raddoppio di marcatura sul capitano del Sarzana, palla a 2, time out, gioco fermo. Siamo quasi a metà del secondo tempo, time out chiesto dal Sarzana, 12:45 da giocare ancora, il risultato non è cambiato nei primi 25 minuti, 1-1. Rivediamo alcune azioni della ripresa. State vedendo il replay del secondo tempo e contemporaneamente la panchina in cui Sergio Festa sta parlando con i suoi giocatori. Torna in pista, ultimo quarto del secondo tempo, è entrato Angeletti nelle file del Sarzana, insieme a lui Rubio, Manrique e De Rinaldis. Dalla parte opposta Giovannetti, Borregan, Antonioni, Borgo e ovviamente i due portieri Barozzi e Corona. Determinanti anche in questo secondo tempo, nella prima fase Barozzi, nella seconda Corona. Qui c'è un fallo del Sarzana, quindi 8 falli di squadra a testa, fallo per fermare di Manrique per fermare la ripartenza di Borgo. Palla al centro di Borregan, recupera il Sarzana, Rubio si allarga, non riesce a tirare, però mantiene il possesso di sfera, lungo il passaggio indietro per De Rinaldis. Arriva il nono fallo di squadra del Lodi. Vediamo se il Lodi, che in questo secondo tempo ha giocato in maniera decisamente aggressiva e commettendo più falli rispetto all'ultima fase del primo tempo, cambierà atteggiamento tattico, essendo a un solo tiro, a un solo fallo dal tiro diretto. Riparte il Sarzana, Manrique, tiro di Manrique ribattuto, più veloce Giovannetti, Borgo attaccato da Manrique che poi conquista e perde la pallina. Antonioni cerca di farsi luce Borregan, altro duello spagnolo, Rubio Borregan. Antonioni, Borgo, Giovannetti, Borregan, Borgo, Antonioni perde palla per intervento di Manrique. Riparte il Sarzana con il numero 5, cerca di far arrivare la palla a Rubio, raddoppio di marcatura su di lui, la pallina schizza nella zona dove c'è Antonioni, poi Giovannetti, poi ancora Antonioni. Possesso del Lodi. Borgo finisce a terra Giovannetti e le due squadre sono entrambe a 9 falli, quindi il primo fallo di squadra che sarà fischiato consentirà alla squadra che lo subirà di battere il tiro diretto dei 10 falli. Antonioni sulla posizione indicata dal signor Fontana,
ora c'è Borregan, sono un po' avanzati i giocatori del Lodi, quindi devono arretrare anche i giocatori del Sarzana. Battuta Antonioni, riconquista il Sarzana, Rubio guarda i compagni, supera la metà pista, indietro per Manrique, gioco fermo, e quindi punizione in favore, anzi rimessa in gioco se vogliamo, del Lodi. Antonioni, Borgo, Giovannetti, Borgo prova a partire in azione personale, poi niente di fatto, ma ancora Lodi avanti. Giovannetti, niente di fatto, Borregano riesce a recuperare la pallina, riparte il Sarzana. Manrique ancora, Barozzi, doppio intervento, azione personale di Manrique, dalla parte opposta ritorna avanti il Lodi, recupera Rubio, De Rinaldis, Manrique, Rubio, Angeletti, gira palla il Sarzana e poi vicinissima alla rete la squadra ligure. Riparte intanto Lodi dalla parte opposta e quasi altrettanto succede nei pressi di Corona con Borgo. Due occasioni, riparte ancora il Sarzana, scusate il Lodi, ripartenza velocissima, tiro di Borgo e Corona è pronto. Giovannetti, Borgo, Giovannetti, siamo come vedete dietro la porta del Sarzana. Conclusione di Borregan dalla propria metà pista, si stende, Corona e para, attenzione, De Rinaldis, palla al centro e gran gol, fulminea ripartenza del Sarzana dopo la parata di Corona che ha sbrogliato la minaccia. Arriva il nuovo vantaggio del Sarzana con De Rinaldis, gol al 17esimo e un secondo, 2-1, eccolo qua il passaggio. De Rinaldis ha lasciato scorrere la pallina per Manrique che gliel'ha ritornata e gran gol di De Rinaldis, niente da fare per la difesa del Lodi. Ripartenza che è stata, a cui ha dato il via l'uscita di Simone Corona sulla conclusione da fuori, anzi dalla propria metà pista addirittura, di Borregan. Sette minuti e 59, può succedere ancora di tutto. Risultato 2-1 in favore del Sarzana, tutte e due le squadre a 9 falli, quindi ripeto, partita ancora tutta da giocare. Torna in pista, Lodi deve battere la rimessa dopo il gol. Nadini, Borgo, Antonioni, Compagno, decisamente più offensivo questo quintetto del Lodi. Rimessa a 2 perché la pallina ha colpito il soffitto. Ingaggio al centropista, Antonioni, Tabarelli, Compagno recupera la pallina, Antonioni, Compagno prova lo slalom, un rimpallo lo favorisce, Antonioni,
mette palla al centro, ma Corona calcia via la palla. Compagno, bella finta, grande affollamento davanti alla porta di Corona, che allontana la palla con l'aiuto dei suoi difensori. Borzi, molto aggressivo il Lodi adesso, e deve stare ovviamente attento a non commettere il 10° fallo. Compagno se ne va di fronte a Manrique, indietro adesso per Antonioni. Tiro potentissimo, se riesce a trovare lo specchio. Poi è il Sarzana che sembra recuperare con Tabarelli, ma Lodi in pressing. Borzi, frana Borgo addosso a Manrique, vediamo le decisioni dell'arbitro. Fallo di squadra assegnato a Borgo, 10° fallo del Lodi, tiro diretto del Sarzana. Attenzione, invertito il fallo. I due arbitri hanno parlato, evidentemente Galoppi la pensava diversamente da Fontana, quindi il fallo assegnato al Sarzana e quindi è il 10° fallo di squadra del Sarzana. Compagno sulla sfera e quindi possibilità di pareggio. Se il 10° fallo del Lodi avrebbe dato al Sarzana la possibilità di raddoppiare il vantaggio, il 10° fallo del Sarzana battuto dal Lodi dà la possibilità ai lombardi di pareggiare. Compagno contro Corona, non rispettano la distanza i giocatori. De Rinaldi deve entrare nell'area di porta del Lodi, forse ci siamo. Via, andiamo Compagno, doppio gancio e Corona para, poi anche allontanando la seconda conclusione. Strepitoso Corona, molto bravo fra l'altro anche Compagno, perché aveva, intanto c'è da rimettere a posto la porta. Gioco fermo, eccolo qua, doppio gancio di Compagno, pallina deviata e poi la pallina si rimpenna ma finisce fuori dal rettangolo di gioco. Gioco fermo, siamo a 6 minuti e 30 dalla conclusione e quindi il Lodi ha già passato la boa, o meglio il Sarzana ha passato la boa del 10° fallo commesso e l'ha passata indenne grazie alla grande parata di Corona. Vediamo se in questi 6 minuti e 30 arriverà anche il 10° fallo del Lodi, che se verrà commesso con questo risultato potrebbe dare, se segnato, trasformato, il doppio vantaggio alla squadra di Sergio Festa, che vediamo qui dare indicazioni dalla panchina ai suoi. Rimessa del Sarzana, Manrique, Borzi, Lodi continua in pressing, ma Tabarelli si gira, attaccato da Borgo, questa è la steccata che dovrebbe valere il 10° fallo, infatti quindi è arrivato anche il 10° fallo del Lodi e quindi il tiro diretto che vi dicevo prima, che se trasformato da Tabarelli che è incaricato potrebbe portare a 6 minuti e 20 dalla fine il Sarzana in doppio vantaggio. Vediamo. Parte Tabarelli, parata di Barozzi, dalla parte si gira Tabarelli, ancora Barozzi protagonista, e decisamente i portieri hanno salvato alla grande le proprie porte nei due tiri piazzati. Nadini,
Antonioni, Borgo cerca di far filtrare la pallina che non passa, riparte Tabarelli, attenzione, schiacciata, Barozzi para, libera la difesa, azione pericolosa del Sarzana, Compagno, 5 minuti e 45, Lodi che cerca il pareggio, Sarzana che cerca di mantenere il vantaggio e magari di incrementarlo. Antonioni finisce a terra, Manrique, niente di fatto e c'è la rete di Nadini, tiro da fuori. Nadini era finito a terra, Manrique in area al 19:33 e Nadini ha approfittato proprio di quello spazio vuoto per inserirsi mentre Manrique si rialzava. Ecco, lo rivediamo, mentre Manrique si rialza c'è anche Tabarelli, ma Nadini trova l'angolo giusto per battere Corona. 2-2, 5 minuti e 27 da giocare e le emozioni non sono sicuramente finite. De Rinaldis indietro per Tabarelli, Tabarelli va alla conclusione, Barozzi ancora una volta dice di no, Antonioni finisce a terra, Nadini di forza arriva al tiro ma non impensierisce Corona. Tabarelli recupera palla Borgo, poi Compagno, Borgo, ancora Compagno, cerca di farsi luce, Antonioni, Borgo, Borgo ancora, finisce a terra Antonioni, poi la palla arriva a Nadini, qua il Nadini finisce a terra ma l'arbitro fanno rialzare, Borzi, Tabarelli, ora Borzi, Tabarelli ancora, gira palla il Sarzana, nessuna delle due squadre logicamente sembra intenzionata ad accontentarsi del pareggio. Compagno, grande slalom ma Corona lo costringe a sbagliare, diciamo così. Poi ancora il Sarzana, Munné, scusate, c'è anche Manrique comunque che ha toccato palla dopo. Festa ci prova con i tre stranieri tutti insieme a Borzi, recupera Lodi, Compagno chiama la calma ai suoi, Antonioni, Borgo, poi ancora in lotta Nadini con la difesa del Sarzana, poi Borgo va in fondo alla pista, palla per Nadini, tiro fuori, recupera ancora Antonioni, salta Tabarelli, salta anche l'avversario. Antonioni voleva il fallo di squadra e si becca invece l'ammonizione, o meglio voleva l'espulsione, però onestamente in questa circostanza mi sento di dare ragione agli arbitri perché il giocatore ha lasciato cadere immediatamente la stecca, quindi il fallo era, ma infatti è l'11° del Sarzana, però non mi sembrava neanche a me da espulsione perché non era un aggancio, diciamo così, come quelli che sono visti in occasione dei tiri delle superiorità numeriche del primo tempo. Non è ancora finita, comunque 3 minuti da giocare, può succedere di tutto. Manrique, Rubio rientrato in pista, giusto il tempo di rifiatare per il numero 17, giocatore fondamentale. Questo una volta sarebbe stato rigore. Borgo, che probabilmente l'ha fatto perché sa che il regolamento di ora lo consente, ha proprio calciato la pallina per allontanarla. Nadini era in area, fra l'altro, ma del resto il regolamento è questo. Conclusione di Compagno sulla quale para Corona, poi il Sarzana prova a ripartire, Munné lotta
ancora Munné, ancora prova la schiacciata, entra in area, Barozzi si oppone col corpo, poi dalla parte opposta, attenzione Borgo in area, la palla va fuori, recupera ancora il Lodi sulla metà pista, Compagno, Nadini, prova il Sarzana adesso, Borgo, gioco fermo, c'è un fallo di squadra e il time out. Dodicesimo fallo del Sarzana, quindi la pallina ritorna a Lodi dopo il time out. Borzi, Rubio, Tabarelli e Munné, se non sbaglio, il quintetto del Sarzana. Dall'altra parte Antonioni, Borgo, Compagno e Faccin, che è rientrato in pista. 1 minuto e 59 da giocare, 2-2 il risultato, 12 falli del Sarzana, 10 del Lodi. Sarzana che ha esaurito i time out, Lodi che ne ha ancora uno. Comunque bella partita con squadre che ci provano fino alla fine e un secondo tempo in cui l'inizio aveva visto la prevalenza come occasioni del Sarzana, poi c'era stato il Lodi in una serie di occasioni e negli ultimi minuti c'è stato da fare per tutti e due i portieri in maniera costante, portieri che mi sento di dire sono probabilmente i migliori in pista. Compagno, slalom, prova a mettere palla al centro dove però c'è un giocatore del Sarzana, Tabarelli, conclusione parata da Barozzi, bravissimo Rubio in anticipo, Borzi ancora prova a girarsi, Tabarelli va alla conclusione, fuori, Faccin, 1 minuto e mezzo, anzi qualcosa di meno, Borgo, Antonioni, mette palla in area, anticipa tutti Corona, riparte Munné, prova l'azione di fronte Compagno, sbaglia l'appoggio, o meglio è bravo Antonioni a inserirsi, passaggio indietro per Compagno non è preciso, ma il possesso di palla è ancora del Lodi. Entriamo nell'ultimo minuto con le due squadre che non accettano logicamente il pareggio e ci continuano a provare. Rubio recupera, Tabarelli, attenzione, vediamo se il Sarzana riesce, palla per Borzi, Borzi va a girare dietro la porta, Borzi ancora, prova a mettere per Munné che però non è nella posizione dove arriva la pallina di Borzi, la palla si alza ma è del Sarzana, quindi lasciato il possesso a Rubio, 35 secondi, scusate, non 35 secondi, siamo già a 25 e si avvicina alla fine la partita, vediamo, Sarzana potrebbe tenere pallina fino alla fine, prova a passare Rubio, c'è il fallo su di lui e c'è il time out del Lodi a 16 secondi e 41 dalla conclusione, time out del Lodi, pallina in possesso del Sarzana che potrebbe mantenerla fino alla fine perché ha 26 secondi di azione ancora da concludere. Vediamo come finirà. Ultime istruzioni degli allenatori a 16 secondi e 41 dalla conclusione e credo che pochi sport come l'hockey in un minuto siano in grado di dare le emozioni che ha dato questa partita e che è poi un po' la norma nell'hockey, di avere un ultimo minuto in cui può succedere di tutto. La rimessa è in favore del Sarzana perché era fallo di squadra commesso da Lodi, 26 secondi di possesso palla per il Sarzana ma 16 secondi da giocare. Tabarelli per Rubio, prova Borzi attaccato, fallo questa volta fischiato al Sarzana
e quindi la pallina a 8 secondi dalla fine va al Lodi, che a sua volta può cercare di gestirla fino alla fine con il tiro alla conclusione. Vediamo un po'. Rimessa in gioco da Borgo, Compagno, bella la finta di Compagno, poi finisce a terra, c'è ancora un fallo, 1 secondo e 39 da giocare, è il 13° fallo del Sarzana, slalom di Compagno che ha costretto praticamente al fallo i giocatori del Sarzana. Pochissimo tempo, c'è forse il tempo di battere e tirare, vediamo. Borgo e Compagno in area si spintonano tutti, Galoppi li richiama, gioco fermo, espulsi Faccin e Rubio, espulsi Faccin e Rubio, forse era l'unico modo per riuscire a finire la partita, perché i giocatori si spintonavano tutti. Devono ancora uscire i giocatori, quindi ora le spinte se le stanno dando Antonioni e Tavarelli, vediamo se vengono espulsi anche loro. Possiamo farcela anche a far passare questi. Tanto c'è il 14° fallo del Sarzana che non rispettava la distanza. Compagno, è finita, non c'è più tempo, è finita 2-2. Il Sarzana torna a conquistare punti in casa in campionato, una partita in cui, mi ripeto, ma succede quasi sempre così quando nell'hockey si finisce in parità, tutte e due le squadre sicuramente potranno rammaricarsi per la mancata vittoria, però tutte e due le squadre possono gioire per la mancata sconfitta, mettiamola così. Grazie, buona serata a tutti, alle prossime occasioni.